ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, ancora riflettori puntati sul caso Lukoil. Il tavolo ministeriale ha rinviato la decisione ad un ulteriore tavolo con l'Europa e a un altro passaggio con SACE. Intanto lo spettro di una chiusura si avvicina sempre di più e con esso si complica il destino occupazionale di migliaia di lavoratori. Lo dicono CGIL e CISL di Ragusa e Siracusa. Hanno scambiato gli agenti per un cliente che voleva acquistare droga chiedendogli cosa ti serve. Così due spacciatori del villaggio Sant'Agata sono stati arrestati dalle volanti di Catania. In manette sono finiti due pregiudicati trovati in possesso di oltre 17 grammi di crack, contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. I due sono stati rinchiusi nel carcere Piazza Lanza. Confermata la condanna a 1 anno e 1 mese per Francesco Gargano, 67 anni, ex presidente dell'Ordine degli Infermieri di Palermo, è stato accusato di brogli elettorali durante le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti, che si sono svolte dall'11 al 13 novembre 2017. Gargano avrebbe falsificato 15 schede, successivamente sequestrate dai militari, su cui avrebbe scritto i nomi dei candidati delle proprie liste elettorali. E in chiusura le previsioni meteo per domani. L'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha caratterizzato alcune zone della Sicilia si prepara ad abbattersi in modo molto più intenso su tutta la regione. È per questo che la Protezione Civile regionale ha diramato per domani un'allerta meteo gialla che coinvolge tutta l'isola. Forti temporali e venti sono attesi soprattutto nelle ore pomeridiane. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.